Scina interpresa dovra da pli agent capital, poi la per esempio emetter aczies dell'interpresa e las vender ad investiders. In quest cas incassescia la Confederazione in Italia la taxa d'emissione. Il Consiglio federale del Parlament vulen abolir questa taglia per dischargiare le interpresas, contro cui è vegni fatto in referendum. Il comité argumentescha che soprattutto ils concerns grands profitassen da questa abolizione. Perché vai in dettaglio? Le interpresas dovran capital per fare investizioni o per covrir perditas. Per ottenere nuovo capital hanno le differenti possibilità. Una variante è quella di creare nuove azioni dell'interpresa e della svendere ad investiders. Uscia survegna l'interpresa da pli agent capital. In questo caso, sta l'interpresa pagare cendi in taglia sin la valore dell'azia alla Confederazione. Questa taglia si nomina taxa d'emissione. La taxa d'emissione è una da tre uscenumnate taxas da bol. La votazione per tutti mo la taxa d'emissione. La taxa d'emissione importa 1% della valore della nuova azia. La taglia viene intanto incassata per sin imports da passa 1 milione francs. Il Consiglio federale del Parlament vuole abolire questa taxa d'emissione. Uscia, 2 anni scorsi venir sbassats per le interpresas e le investizioni venir promovidas. Somigliantes taglias na dati strusch plis in plan internazional. L'amministrazione federale da taglia stima che le entrate annuali della Confederazione si riducescono per var 250 milioni francs se la taxa d'emissione scroda. Il comité de referendum argumentescha che ils profitaders dall'abolizione della taxa d'emissione fissen per grande parte concerns grands, bancas ed assicuranzas con attivitats internazionales. Las burgaises ed ils burgais, sco las IPM, che per l'economia da grande importanza, ne vessen nagut da quai. Anzi, els stuessen stupar la fora in la cassa, cun paiar da plitaglia o cun desister da prestazions dal stadi. Ils privilegis fiscals per concerns grands ne saien per quai bec acceptabels. Il Consiglio federale del Parlament enda l'avvis che la taxa d'emissione ingrevgescha personas innovativas che volen fundare una interpresa o investire in Svizzera. L'abolizione della taxa stimulescha investizioni, generescha crescenza e stafescha plazzas de lavoro. Quai saia important per l'attrattività della Svizzera sco plazza economica. Il minus d'entradas saia supportabel per la Confederazione e possia probabilmente venir compensà con il tempo tras ils impuls da crescenza. Per questi motivi, recommandano il Consiglio federale del Parlament d'accettare la midada della legge federale davart las taxas da bol.